Presidente Serracchiani, il progetto di una digitalizzazione di tutta la storia del piccolo quotidiano di Trieste e rappresentare il pezzo di una storia della regione e di una comunità molto più ampia attraverso un'attività di partenariato pubblico-privato. Sì, la Regione insieme al Comune, insieme al Gruppo Espresso ha fatto questa scelta importante. Sono pochi i giornali, i quotidiani che in Italia hanno la possibilità di essere digitalizzati, quindi conservati e anche consultati con facilità. Solo La Stampa e il Corriere della Sera, ora si aggiunge il Piccolo, grazie a questa partnership appunto pubblica-privata che permette di mettere a disposizione un patrimonio di tutti per tutti. L'obiettivo è sicuramente quello della conservazione fin dalla prima copia del 1881, per poi arrivare ovviamente anche ad una facile consultazione. Del resto gli strumenti dell'archiviazione digitale oggi ci permettono davvero di avere sia la fotografia della pagina del giornale, che è sempre cara ai lettori, sia anche la possibilità di approfondire le ricerche con tutti gli strumenti a disposizione. Questa operazione rientra in un percorso di digitalizzazione che riguarda tutta la regione e tante attività. Sì, la Regione si sta impegnando da tempo sul tema della digitalizzazione e dell'informatizzazione in diversi settori, dalla pubblica amministrazione alla scuola digitale, passando per il nostro settore produttivo. Lo abbiamo fatto ad esempio per quanto riguarda il patrimonio straordinario della Cineteca del Friuli. Ora si aggiunge questa possibilità per il Piccolo e ne siamo particolarmente soddisfatti perché è davvero un patrimonio culturale, storico, identitario di un territorio estremamente ricco e complesso che ha bisogno di fissare la sua storia ma anche di guardare con chiarezza al futuro.